È partita da una telefonata semplicemente pensare che questa regione del Veneto, primi produttori a livello nazionale, possa saper ritornare qualcosa a questo territorio è fondamentale. Primi produttori di vino in Italia e quindi anche di vinace, che avviate alla distillazione, oltre alle grappe, produrranno anche questo alcol destinato agli ospedali e alle case di riposo della regione. Un'idea semplice quanto funzionale e soprattutto in linea con il periodo delle vendemmie, ma soprattutto un gesto di solidarietà di 23 aziende vitivinicole della marca che oggi hanno simbolicamente consegnato alla Protezione Civile regionale il primo di una nutrita serie di flaconi che verranno distribuiti in tutto il Veneto. Mensilmente verranno fornite determinate quantità variabili e verrà consegnata alla Protezione Civile regionale che la distribuirà agli ospedali, quindi alle strutture ospedaliere ed alle organizzazioni di volontariato della Protezione Civile distribuite in tutta la regione Veneto. Da notare come l'alcol disinfettante, come le mascherine, qui non si produceva più perché economicamente non conveniente. Produrremo un alcol di altissima qualità, le prime 10.000 bottigliette saranno consegnate entro metà ottobre alla Protezione Civile. Siamo orgogliosi veramente che la viticoltura ma anche la distillazione trevigiana siano state pronte, veloci a soddisfare un'esigenza che è reale. Una produzione a qualità garantita di alcol disinfettante veneto per i veneti, dove a guadagnarci è la solidarietà. Quindi tutti quanti noi viticoltori abbiamo detto ok, distilliamo parte delle nostre vinacce e le dedichiamo assolutamente a questo nobile, nobilissimo progetto. Che è aperto anche a chiunque voglia conferire. Assolutamente sì, siamo partiti una ventina di persone, ma è aperto a tutti, anche chi ha 100 quintali di vinaccia la vuole portare per questa nobile, nobilissima causa. Tutti quanti, la solidarietà fa parte del nostro DNA di noi veneti.